Alexander ha testato le leghe minori americane, prima di un'esperienza in Giappone e di 2 stagioni in Israele, alla Galil Lyon, prima dell'Hapoel. La sua prima esperienza in Italia, in uno dei campionati più qualificati d'Europa, lo stimola ma non sembra preoccuparlo. I don't really have any big expectations. I just want to come in. Francamente, dice, non ho alcuna grossa aspettativa. Ho voluto venire qui per dare il mio contributo perché questa squadra possa fare meglio dell'anno scorso. Darò tutto il possibile anche perché sarà una stagione con molti giovani e molti giocatori nuovi. Fabrizio Frattes continua il suo personale conto alla rovescia. Non sono i giorni che mancano all'inizio della stagione, ma i giocatori che ancora servono a completare la sua squadra. -2 limitandoci a Thompson e al playmaker, o forse -3 contando anche il play di riserva. Beh, direi -1 perché sotto contratto che ancora non sia qui c'è Thompson e basta. Speriamo che arrivi questa settimana finalmente. Poi la squadra dei giocatori sotto contratto c'è tutta, poi vedremo se aggiungere qualche cosa nel ruolo dei playmaker. Il primo approccio, il primo impatto con Alexander, è apparso un giocatore motivato che vuole fare di questa sua esperienza in Italia un ulteriore trampolino di lancio? Ma io credo di sì, credo che sia un ragazzo intelligente, che abbia capito che è una grande opportunità. Lui è uscito dal college, è venuto in Europa a giocare a un campionato. Grazie al suo passaporto, stasera giocherà contro Trieste al torneo di Lignano. Alla piccola, dal fisico possente, non ha mai giocato nell'NBA ed è alla sua 3ª stagione in Italia. Well, it's new because it's a new team for me, new situation. The last year I knew what I was going because I was... Squadra nuova e nuova situazione, dice. L'anno scorso a Fabriano conoscevo già l'ambiente perché avevo concluso con loro la stagione precedente. Qui non conosco nessuno dei miei compagni, saranno dura per le prime 2 settimane. Thompson, 16 punti e mezzo di media a partita l'anno scorso, è stato per anni il re delle schiacciate nel campionato spagnolo, dove ha giocato per ben 8 stagioni. Sì, dice lui, ma quello era il giovane Chandler Thompson. Ora sono un ragazzo più cresciuto, uso di più la testa e sfrutto meglio il mio fisico. La conclusione è di quelle che piacciono ai tifosi. Io voglio vincere, dice Thompson. Mi piace vincere e non mi va di giocare in una squadra perdente. Sono sempre stato un vincente e cercherò di trascinare i giovani della squadra ad assumere questa mentalità. Se la mia leadership potrà aiutarli, penso che faremo grandi cose. Un leader autocandidato. Benvenuto.